Buone le notizie che arrivano per le imprese siciliane. Il 2023 ha portato infatti la ripresa economica in Sicilia. Il numero delle imprese è cresciuto di ben 34.000 unità, quello degli occupati di 15.000 addetti al settore, secondo i dati elaborati dall'Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia nel terzo trimestre di quest'anno. Le imprese attive erano 382.764, in forte aumento per una percentuale di oltre il 34% rispetto alle 348.685 dello scorso periodo del 2022. Un trend favorevole ha fatto sì che, mettendo a confronto i due periodi, da un saldo negativo tra le iscrizioni e le cessazioni, che ammontavano a 437 imprese in meno a luglio-settembre 2022, si sia passati a un saldo positivo di 687 aziende. La ripresa delle attività economiche ha prodotto anche un significativo aumento di posti di lavoro, più 14.958, facendo lievitare così il numero degli occupati da 1.166.000 a circa 1.181.000 unità. In questo scenario particolarmente dinamico si inserisce il progetto di Unioncamere Sicilia Competenze per le imprese, al fine di orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro, finanziato dal Fondo di Perequazione 21-22 da Unioncamere Nazionale, con il quale il sistema camerale siciliano è pronto a sostenere tutti coloro che aspirano a trovare uno sbocco di lavoro, aiutandoli a diventare imprenditori di se stessi. Il progetto offre informazioni di tipo amministrativo, organizzativo, di prima valutazione sull'idea dell'impresa. Si propone di diventare un punto di riferimento per chi ha un'idea imprenditoriale che vorrebbe realizzare. Fornisce notizie sulle varie agevolazioni per l'autoimprenditorialità. Questa misura di sostegno alla nuova occupazione è rivolta soprattutto agli studenti che stanno completando il ciclo delle scuole secondarie e terziarie, ai NEET, alle persone inoccupate, ai disoccupati, a coloro insomma che sono in cerca di prima occupazione e ai lavoratori che desiderano cambiare attività. Per questi soggetti sono disponibili la nuova piattaforma nazionale delle Camere di Commercio, Servizio Nuove Imprese e lo sportello Nuove Imprese e il punto impresa digitale.